commento un commento sul voto europeo. Ieri abbiamo già sentito il senatore Stefano Patuanelli, insomma non era sicuramente contento del risultato. No, è deludente, è molto deludente. È molto deludente, abbiamo perso soprattutto al sud, abbiamo perso 2 milioni di voti, è chiaro che un ripensamento è necessario, no? Dispiace perché l'iter che ci ha portato alle europee è stato fatto con il cuore, avevamo un solido programma scritto in buona parte dal network giovani del movimento, avevamo fatto in modo che fossero i giovani a scriversi il futuro, no? Che era un'idea bella e ne è uscito un programma interessante, dopodiché avevamo degli ottimi candidati, specie qui al nord-est avevamo, a parte l'uscente Sabrina Pignedoli che si è sempre impegnata anche per il territorio, che è quella che ha seguito la questione Ovovia a Bruxelles, che è quella che ha candidato Assange al premio Sakharov, che è quella che si è impegnata contro il conflitto israeliano-palestinese, cioè una persona molto competente e che ha partecipato alle commissioni speciali per scrivere l'AI Act, che è la prima normativa al mondo sull'intelligenza artificiale. Ma c'erano anche, per esempio, Ugo Biggeri, ex presidente e fondatore di Banca Etica, c'era la Martina Pluda che è una nota animalista, un profilo internazionale. Avevamo dei signori candidati, un ottimo programma e comunque siamo stati puniti alle urne. È chiaro che si tratta di adesso a bocce ferme capire dove andare, cosa fare, in che modo ricostruire il movimento, anche perché qua molto probabilmente si tratta di partire da noi, no? Dall'organizzazione, dalle nostre regole, ci sono un sacco di cose che per noi sono effettivamente punitive. Dopodiché l'unica punta di soddisfazione ce l'ho per il fatto che a Trieste abbiamo preso il 7 in controtendenza rispetto agli altri territori e quindi forse almeno un piccolo segnale l'abbiamo avuto e ha pesato tanto a livello nazionale il non voto. Il non voto, quindi l'astensionismo è forse l'elemento che ha caratterizzato insomma, direi un po' tutta la tornata il partito degli astensionisti, no? È quello che ha vinto le elezioni. Soprattutto al sud si diceva prima, soprattutto ma non solo, no? Comunque... Sì, infatti questo è stato impattante per il movimento che nelle ultime tornate elettorali aveva registrato buoni successi al sud. Con l'astensionismo al sud abbiamo perso 2 milioni di voti abbondanti, certo. Sono tanti. E a livello nazionale si mette in discussione, oggi c'è sui quotidiani l'analisi, la leadership di Conte, di Giuseppe Conte, no? Il dilemma di Conte sconfitto, titola ad esempio il Fatto Quotidiano, dimissioni o rilancio 5 Stelle. Allora, non credo che nessuno metta in dubbio la leadership di Conte. Uno dei ragionamenti che ho sentito fare in questi giorni dagli elettori è stato, ma se Conte come la Meloni si fosse candidato in tutte le circoscrizioni, probabilmente avremmo tirato su un altro 4-5% di voti. È possibile, però strutturalmente noi non possiamo, è una cosa che noi non possiamo fare, no? La finta candidatura, no? Perché appunto da più parti è stato detto è un imbroglio, no? Quando qualcuno si candida sì, poi uno vota Giorgia pensando di mandarla in Europa. Giorgia non andrà in Europa, Giorgia continuerà a essere Presidente del Consiglio, per cui è una finta candidatura, per di più una finta candidatura in tutta Italia. E quindi avete fatto insomma una scelta di tipo diverso? Sì, forse... è una scelta obbligata per noi perché abbiamo un codice etico che rispettiamo. Abbiamo delle regole, come dicevo, sono forse un po' punitive, ma una regola è una regola, se non la rispetti non esiste più.